L'ultimo incontro che li ha visti schierati l'uno accanto all'altro è stato giovedì nel dibattito di X News, da 40 secondi a un minuto per raccontare il loro Veneto, quello di oggi e quello che ognuno si augura di poter costruire domani. Jacopo Berti, Luca Zaia, Alessandra Moretti e Flavio Tosi si sono sfidati sui temi di più stretta attualità con visioni non del tutto discordanti fra loro, tutt'altro. Le posizioni dell'uno si mescolavano spesso a quelle degli altri, eppure le scintille non sono mancate, gli attacchi, come è normale al governatore uscente, pungenti e precisi. Agguerrita Alessandra Moretti, specie sullo scandalo dei fondi regionali al sociale. Ho già fatto esposto alla Procura di Treviso, di Venezia, ho già fatto l'esposto alla Corte dei Conti. Quindi è stata chiusa la stalla dopo che i buoi sono scappati. Va No, bene, la legge in Italia è chiara e dice che i dirigenti hanno facoltà di firmare e di controllare, sì, non ce l'hanno i politici. E i politici però devono vigilare. E le scintille vengono fuori sempre alla fine. Ma i fuochi sono stati ancora più scoppiettanti tra i due ex compagni di partito. Lo scontro tra i due è stato chiaramente metapolitico, sconfinato nel personale e cominciato dietro le quinte con un saluto a denti stretti e un Tosi molto defilato, finché i riflettori e le telecamere non si sono accese. Zaia ha parlato della campagna elettorale probabilmente del Presidente, non di quella del partito, perché la Lega, lo decise Matteo Salvini prima che io venissi espulso, avrebbe messo e ha messo a disposizione 700.000 euro per questa campagna elettorale che deriva dal finanziamento pubblico ai partiti. Quella di Zaia sarebbe una campagna non completamente autofinanziata e decisamente ricca, secondo l'ex amico. I 700.000 euro che ha messo a disposizione la Lega l'ha votati anche Tosi in quel Consiglio federale. Bugia. È dimostrabile che è una bugia, Luca. A parte questo, quindi io ricordo di essere stato lì assieme. No, è stata una telefonata di Salvini, no, perché le bugie no, è stata una telefonata di Salvini al segretario amministrativo che gli ha detto mettiamo 700.000 euro. Al Consiglio federale non si è detta una parola. Tanto per avere la precisione. Riavvolgiamo il nastro. E la Lega ha anticipato 700.000 euro che verranno poi ovviamente restituiti dai candidati consiglieri, come accade sempre. A distinguersi, soprattutto sui temi, invece, il pentastellato Berti. 65 milioni di euro che andranno a finanziare 2.600 nuove imprese, circa un'impresa e mezza al giorno.